Io adesso do una brevissima introduzione inquadrando questa serata che è da tempo che è stata voluta anche insieme all'ANPI per valorizzare, far conoscere le opere, l'attività di Arnaldo Lohner, il nostro concittadino che tanto si è speso e si spende per anche un'educazione civica a favore delle nuove generazioni, con la sua attività anche nelle scuole e non solo, ma anche qui in biblioteca. Cedo subito la parola alla figlia che è qui presente, all'avvocato Valentina Lohner, a cui do subito il microfono e intanto poi ci risentiamo. Io vi porto i saluti di mio papà, che è profondamente dispiaciuto di non poter essere qui stasera, e ringrazia tutti con affetto, soprattutto gli autori e gli organizzatori. E mi ha detto Valeria che poi potrà vedere anche la presentazione in video da casa, perché purtroppo per ragioni di salute non può essere presente. Grazie per la testimonianza e per i saluti. Abbiamo anche un'altra persona qui, abbiamo il dottor Achille Ragazzoni che ha un messaggio per noi tutti e per l'avvocato Lohner. Soprattutto, grazie cari amiche e amici, sono consulente dell'assessore provinciale alla cultura italiana Marco Galateo, per motivi istituzionali è fuori Bolzano, è molto dispiaciuto di non poter essere qua, mi ha pregato di salutare tutti, non sapeva che non c'era l'avvocato, ma porti i saluti dell'assessore a suo padre. Signora, è un personaggio, si può ben dire, un uomo dal multiforme ingegno, secondo il proemio dell'Odissea tradotto da Ippolito Pindemonte, che immagino suo padre avrà in edizione originale, bibliofilo com'è. E in tutte le sue attività, tante varie attività che sono descritte in questo ottimo libro, ha sempre brillato. Io volevo solo sottolineare, poi lascio la parola a chi ne sa più di me, sicuramente che ha scritto questo libro, la sua attività di bibliofilo. Ecco, purtroppo i bibliofili sono una razza in via di estinzione, ama il bibliofilo amante del libro, e purtroppo da quando non ci sono più gli elenchi telefonici, gli aree ferroviari, in tante case non c'è più nessun libro, ed è un vero peccato. Chi ama il libro, chi vuole diffondere il libro, e l'avvocato Lohner ha fatto anche questo, come ha detto prima la dottoressa Trevisan, che ha messo a disposizione la sua biblioteca per mostre, l'ha fatta vedere, è chi ama il libro combatte l'ignoranza che oramai da decenni avanza. Qualcheduno vuole forse trasformarci in consumatori anonimi senza passato e senza futuro. Beh, il bibliofilo, volente o nolente, si oppone a questo trend che speriamo cessi, anzi si torni indietro ad amare il libro. E io l'ho letto in anteprima, sono uno dei pochi, forse uno dei pochi che l'ha già letto in questa sala, l'ho molto apprezzato, e vi pregherei, tante volte si saltano le introduzioni, ed è in questo caso è sempre un errore, in questo caso sarebbe un gravissimo errore. Le 2 paginette scritte dall'amico Bepi Pellegrinon, che è l'editore Nuovi Sentieri, sono veramente toccanti e fanno capire che cosa significa veramente amicizia e il senso dell'amicizia. Lui è stato l'editore di questo libro e l'ha fatto anche per l'amicizia che prova per Arnaldo Lohner, un personaggio di cui la nostra città deve andare orgogliosa, e anche soprattutto a nome dell'assessore, anche mio personale, anche se sono l'ultima ruota del carro, auguro il maggior successo per questa bella iniziativa. Mi raccomando, non dimentichi di salutare suo padre, da parte nostra. Grazie dottore. Bene, allora adesso lascio la parola a Guido Margheri che ci introdurrà, e saluto comunque i nostri ospiti. Come vedete questa sera abbiamo con noi Annalina Molteni, abbiamo Mendicino, Giuseppe, che abbiamo già conosciuto e incontrato anche nelle precedenti occasioni con Rigoni Stern, e ringrazio Maurizio Ferrandi che ci accompagnerà in questa presentazione. Ricordo che verrà registrata in video, ma anche sarà disponibile l'audio sul nostro sito attraverso il podcast che da oltre 20 anni noi pubblichiamo settimanalmente.
Guido, a te la parola, grazie ancora, tornate a trovarci. La biblioteca ogni settimana organizza 2 iniziative di incontro con gli autori e gruppi di lettura. A presto. Grazie alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, alla sua direttrice, a tutto il personale che è prezioso quando si costruiscono queste iniziative e è sempre molto disponibile anche dal punto di vista della sensibilità. Avevamo promesso che il giorno della memoria non sarebbe stato un giorno della memoria limitato alle pur necessarie cerimonie, e così è stato, nel senso che grazie all'aiuto di altre istituzioni culturali come appunto la sede in cui siamo riusciti a mettere in piedi una serie di iniziative. E questa iniziativa dedicata all'Avvocato Lohner, grazie al libro di Giuseppe Mendicino e Annalisa Molteni, che ringrazio di aver voluto accettare il nostro invito, ringrazio anche Bepi Pellegrinon che ha messo a disposizione i libri e ha scritto appunto la prefazione di questo libro, e grazie al nostro amico Maurizio Ferrandi, ma l'iniziativa di stasera che riprende anche altre iniziative che abbiamo già svolto proprio in questa sala. 2 anni fa, durante un giorno della memoria, ho avuto l'onore di dialogare insieme ad altri personaggi, vedo là in fondo l'avvocato Salghetti Drioli, e con Arnaldo Lohner sul suo lascito alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Tutti i libri della sua immensa biblioteca, scelti uno per uno, li conosceva tutti e ci parlava, come si dice nel libro, ci parlava mentre dialogavamo, dedicati al tema della deportazione, al tema della resistenza, al tema dell'avvento delle dittature in Europa. Vedete, ho conosciuto Arnaldo Lohner in un'altra occasione insieme all'avvocato Salghetti, perché insieme all'avvocato Salghetti in coppia furono candidati alle elezioni politiche di un po' di tempo fa. E l'ho conosciuto in quella veste, l'ho conosciuto come avvocato, l'ho conosciuto come amico della città, quando gli fu conferito dall'avvocato Salghetti Drioli il compito di essere parte civile nel processo contro Seifert. L'ho conosciuto come testimone nelle scuole. Era un suo cruccio fondamentale, quello di formare testimoni dei testimoni, e cioè che la memoria non scomparisse con la scomparsa dei testimoni diretti. E quindi si impegnava, molte volte girava con Leonello Bertoldi, qualche altra volta con altre persone, ma sempre con la capacità di esprimere concetti molto complessi in modo che tutti, senza rinunziare alla cultura, alla complessità, a spiegare anche gli scenari, ma sempre in modo che tutti comprendessero. Vedete, mi capita spesso di andare a incontrare delle classi di giovani, anche delle medie inferiori, di fronte al muro del lager, e spesso, lo racconto spesso, ci sono delle persone, dei giovani che mi chiedono: ma tu avresti avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto quelli che resistevano, i partigiani, eccetera? E io rispondo sempre onestamente che non lo so, ma so che oggi quei valori non devono essere solo commemorati, ma devono essere fatti vivere. Se dovessi dire un filo conduttore che lega tutti gli aspetti della vita che in questo libretto ci sono, e sono anche il Lohner che parla della professione medica, il Lohner che parla del tema del fine vita, con accenti molto belli. Il suo libretto che donava a tutti gli amici è un libretto bellissimo che spiega
anche a chi è credente, come l'elemento di libertà che è connesso con questo tema sia un elemento fondamentale. Quindi se dovessi dire un tema che lega tutte queste cose e che sta anche nel suo intervento finale al processo contro Seifert, è la dignità delle persone. La libertà, la democrazia, la giustizia, i grandi valori vivono attraverso questo filo conduttore. In Arnaldo c'è questa tensione continua e tutti quelli che l'hanno potuto ascoltare hanno capito che una parte dell'anima fondamentale di questa città ha contribuito a costruirla anche lui. È una parte che è legata appunto all'idea che i valori profondi dell'umanità, per quanto possano essere messi in discussione anche in tempi tristi come questo, sono quelli per cui vale la pena di impegnarsi quotidianamente. Non so che cosa appunto avrei fatto io o qualcun altro all'epoca, nel 1943. So per certo che però nell'epoca attuale persone come Lohner indicano una strada che è la strada giusta e sono preziose proprio per questo. Per cui grazie ad Arnaldo Lohner, grazie ai nostri ospiti e buona discussione a tutti. Bene, buonasera. Annalina Molteni, come siete arrivati a Lohner? Allora, io sono arrivata per ricaduta da Mendicino, che a sua volta era stato contattato da Bepi Pellegrinon per scrivere questa biografia di Arnaldo Lohner. E naturalmente Mendicino con cui collaboriamo, mi ha raccontato alcune cose, probabilmente per convincermi, e sapute alcune cose di Arnaldo Lohner, ho detto sì, ne vale la pena di impegnarsi a scrivere. Ecco, ci sono arrivata così. Stessa domanda, ovviamente. Capire come per noi bolzanini Lohner è una presenza così costante, per chi ha fatto cronaca giudiziaria come me, era l'avvocato che aveva solo clienti innocenti. Io glielo dicevo, dico, hai una fortuna Arnaldo, tu hai solo, era la sua grande passione civile, passione professionale, passione civile. Ma voi che, se non sbaglio, di Bolzano non siete, ecco, come arriva l'input? Ma guarda, la passione parte da tante cose. Una, avevo in casa un nonno che ha fatto la scelta di dire no nel settembre del 43. Non ho mai visto mio nonno con i denti, perché glieli hanno spaccati tutti con il calcio del fucile in un lager tedesco. Era un internato militare italiano, con quella sublime ipocrisia, erano prigionieri ed erano affamati, picchiati e umiliati. Poi, approfondendo la vita di Mario Rigoni Stern, lui ha combattuto su 3 fronti di guerra, Francia, Grecia, Russia, e nel settembre del 43 anche lui ha dovuto fare quella scelta. Erano soldati, erano ragazzi che avevano combattuto, era decorato medaglia d'argento Rigoni, e si vedono chiedere da questi fantaccini vestiti di nero, pieni di patacche, medaglie, che non avevano mai combattuto, non state vigliacchi, aderite alla Repubblica di Mussolini. E dissero di no tutti, fecero tutti un passo indietro. E un libro che avevo realizzato su Rigoni, proprio avevo scelto il titolo, Il coraggio di dire no, proprio insieme alla sua vedova. L'avevamo scelto insieme proprio per quello. Quindi prima consonanza, etica civile, passione per la storia. 2, la passione per la montagna, perché non dimentichiamo che Lohner era un alpinista e ha fatto delle belle salite proprio con Bepi Pellegrinon, c'è una bella foto nel libro.
E, il primo libro che ho preso di Lohner, prima ancora di conoscerlo, era quello sulle vedute dell'Alto Adige, bellissimo. Tra l'altro io ho una passione per questa provincia, se potessi abiterei qua molto volentieri, lo dico. E poi tante altre cose, la passione per i libri. La biblioteca di Lohner è una meraviglia, ci sono delle cose fantastiche. Io mi ricordo da ragazzino quando ho ammirato l'Ipnerotomachia Polifili di Francesco Colonna, è il libro più bello del mondo, non lo dico io, lo dice Umberto Eco, ma anche per me è il libro più bello del mondo e l'ho visto a casa di tuo papà, una meraviglia, veramente mi sono commosso. Io amo i libri, li amo magari con una prospettiva diversa, alcuni anch'io perché per il piacere di averli in casa. Comunque libri diciamo antichi del mio scrittore preferito tra gli stranieri, che è Joseph Conrad. I libri fine 800, primi del Novecento inglesi hanno una pulizia, un nitore, una pagina così bella che sono dei bellissimi oggetti. Poi la comunanza su una scelta. Lohner ha donato 600 libri, tutti dedicati alla Shoah, proprio a questa biblioteca. E anche io ho pensato di fare qualcosa di simile, dopo aver raccolto in tanti anni i libri di Mario Rigoni Stern, prime edizioni, edizioni straniere, l'ultima in lingua straniera, combinazione lingua ucraina nel 2017, ma tutte le lingue del mondo, libri d'artista, e con Lohner ci siamo divertiti a vedere anche i libri d'artista che avevamo in comune, di Pino Guzzonato, di Sherskin e di altri, e ho pensato di donarli tutti. Tanto i libri su Rigoni Stern li ho scritti, sono qui, sono là, e di donarli a una biblioteca pubblica, una biblioteca civica di Vicenza, perché ritenevo, stessa scelta di Lohner, che tenere la cultura nei cassetti non serve a niente, deve girare, i ragazzi la devono leggere. Questo ha spinto Lohner ad andare nelle scuole a parlare della Shoah e a parlare con i ragazzi per non perdere la memoria, perché come diceva Primo Levi, quello che non viene ricordato, le tragedie che non vengono ricordate poi si ripetono, e si ripetono magari negli stessi paesi. È avvilente il risultato della Germania con il partito neonazista al 20%. La cosa che mi ha ferito di più, che deve colpire di più, è la percentuale di giovani che ha votato quella roba lì. È impressionante. E quindi è importante che bisogna andare nelle scuole e parlare con i ragazzi. E Rigoni Stern e Primo Levi ci andavano anche se poi la sera avevano gli incubi. L'incubo di Primo Levi, dopo quegli incontri con i ragazzi, era di essere ancora nel lager, a distanza di 20 anni, 30 anni, ancora lì. Quello di Rigoni di essere in mezzo ancora ai morti ammazzati con le gambe che volavano, e più volte me l'ha ripetuto la moglie quando abbiamo pensato a questo libro. Quindi ecco, mi sembra di aver spiegato perché l'abbiamo fatto con passione. Io devo fare una precisazione. Lei ha detto siete lontani da Bolzano. Io non sono lontana da Bolzano. Per me è un ritorno Bolzano. Quindi è una città che amo, una città in cui ci sono stata, è una città che conosco. Ecco, quindi ho fatto volentieri anche questo libro proprio perché mi sono in qualche maniera sentita a casa. Io vorrei che lei ci raccontasse il primo contatto vero di persona con Arnaldo Lohner. Dunque, il primo contatto è stato in biblioteca, naturalmente. Ovvio. E dove lo trovo? Quindi direi che la biblioteca è l'habitat naturale di Arnaldo Lohner, e quindi questa... ecco, quello che mi ha colpito nella biblioteca Lohner è che i libri non sono esposti come in tante case di bibliofili, così in begli armadi, messe lì, così. No, vivono perché sono libri che sono anche accatastati, che sono messi di traverso sugli scaffali. Quindi è una biblioteca in cui si ha veramente l'impressione che
padrone, è lui che si definisce il padrone in quel suo deliziosissimo libretto. Ieri ho parlato con i libri della biblioteca, che secondo me ha un tono ironico, leggero, bellissimo, ma si sente che sono vissuti, cioè che è una biblioteca viva, non è una biblioteca su cui si ammassa la polvere o soltanto delle belle cose da ammirare dall'esterno, ma da vivere. Continuiamo con l'Oner bibliofilo. Dopo 5 minuti che stavi nella sua biblioteca, lui ti diceva inevitabilmente il discorso della pazzia del bibliofilo, no? Quindi era un marchio di fabbrica, diciamo, cioè il bibliofilo è pazzo, però... Sì, citava Umberto Eco che diceva i bibliofili sono dei pazzi, ma meglio un pazzo che legge che un pazzo senza legge. E questo è il problema. E poi la cultura è qualcosa che davvero fa crescere la curiosità per il mondo, la curiosità di vedere mondi diversi. E proprio l'altro giorno, proprio con l'Oner, ho detto una cosa: mi piacerebbe che i ragazzi, oltre ai libri, avessero intorno dei mappamondi, perché per avere la curiosità di paesi lontani, di conoscenze diverse, di lingue diverse, per questo anche il titolo Un ponte fra due culture, e il fatto che i libri nella sua biblioteca erano tutto in lingua italiana, in lingua tedesca, ma anche in lingua inglese, francese, ed è bellissimo questa... Cioè l'Oner io lo vedo come un cittadino europeo, proprio l'emblema, quello che diceva il cittadino europeo, aperto, illuminato, ma soprattutto anche illuminista. Ieri sera c'era una bellissima trasmissione a Rai Storia sull'illuminismo, l'enciclopedia, e secondo me è uno degli ultimi illuministi, ecco, l'Oner, con la cultura che deve essere un grimaldello per aprire alla conoscenza, all'etica civile e alla passione per le cose belle, perché poi il segreto della giovinezza, ce lo dicevamo, era conservare fino all'ultimo giorno la capacità di appassionarsi per le cose belle, i libri, l'arte, l'Oner, ed indignarsi per le cose ingiuste. Vedi la Shoah e vedi il processo a Seifert, perché io ho parlato anche a Verona con il pubblico ministero Bartolomeo Costantini, un personaggio incredibile, mi ha parlato di quel processo. È stata una cosa unica in Italia, perché è stato un processo che ha visto tirare in mezzo condannato nel 2000, confermato in Corte d'Appello 2001, in Corte d'Assise 2003, nel 2007 istradato dal Canada, che è una nazione libera ancora, non è un 53esimo Stato degli Stati Uniti, ecco. E poi è stato effettivamente in galera, è stato in prigione, almeno 2 anni c'è stato, nessuno gli ha aperto la porta della prigione come è successo per qualcun altro. E dopo lo farò vedere. Bartolomeo mi ha mandato 3 giorni fa una registrazione di quel processo, piccolina. Ci sono, guarda, faccio vedere solo 2 minuti, ma sono 2 testimonianze guardiamoli. terribili. E poi la lettura della sentenza. Intanto mi viene in mente, tra l'altro, parlando di Rigoni Stern, che era citato l'8 settembre del 1943, viene preso qui. Sì. Siamo il teatro della cattura, al Brennero. Sì, fu catturato sopra Vipiteno. Sì, da dei gentiluomini della Cioè, la sua idea era di tornare ad Asiago scavallando tutte le valli e le montagne come era abituato a fare. Purtroppo fu catturato subito. Ecco, questa è Maria Teresa Scala, che è stata torturata e violentata nel lager di Bolzano, ma qui parla dell'omicidio di un ragazzo. No, al comando deve essere. Sì, al comando. L'hanno messa nelle verso sera abbiamo passiamo la Bustamini e la Medio Montanelli in blocco e io sono partita per il cielo. Lei, signora, ha assistito a qualche episodio di violenza praticata dai 2 ucraini
nei confronti di detenuti delle celle? Sì, io ho sentito urli e invocazioni per 40 giorni, paurosi, però ho assistito per un caso fortuito, come le celle erano chiuse per fuori con un catenaccio, la porta, e una sera dandomi quella cosa che mi danno con la sbrolla, si sono dimenticati di tirare il catenaccio. Io da 2 notti sentivo, nella cella di fronte a me, degli urli tremendi, sentivo. Quella sera, e aveva lasciato... Quindi nella cella in fondo a destra, in fondo a destra, e lei era in fondo a sinistra? che non era, se non mi sbaglio, di rimpetto, era Un po' sfalsata, sfalsata. un po' sfalsata. E è stato più forte di me, ho aperto uno spiraglio e ho guardato e ho visto il più grosso, Dei due ucraini? dei due sì, che deve essere Michel, quello che è arrestato, Vedremo dopo. il più grosso che teneva fermo un ragazzo. Io ho creduto di morire. Come lo teneva fermo? Lo teneva fermo così. Dove era seduto questo ragazzo? Era in piedi davanti sulla porta della cella. Ah, quindi nel corridoio? Sì, fra la porta e il corridoio. Perché nella cella non c'era spazio per queste manovre. No, non lo so cosa è Sì. Va bene, allora lo teneva avevo nel creduto che nella cella. Quello grosso? Quello grosso lo teneva fermo. Allora ho capito il Pericolo, bello. cioè standogli alle spalle? No, davanti. Però io vedevo la faccia del ragazzo. Stranamente lo vedevo perché lasciava spazio all'altro a 8 Sì. che mi filava le dita negli occhi. 2 dita negli occhi. Ecco, e non posso descrivere gli urli, non erano urli di dolore di uno che sta morendo, erano qualche cosa di diverso. Discretamente poi. Cioè che senso vuol dire di diverso? Erano Erano come si suol dire sovrumani? aranzoli di una bestia, io non lo so. Discretamente io avevo un fratello biondo, giovane, di quell'età che in quel momento era Buchenwald, non lo sapevo, non lo sapevo. Lei ricordava suo fratello? Ecco, e io ho visto mio fratello, quindi lei può immaginare come l'hanno fatto urlare per un quarto d'ora, 20 minuti, ridendo, in un modo pazzesco. Ma cosa? Io ho visto solo questo, è peggio questo che non ammazzare uno, strangolarlo, fucilarlo, strozzarlo. Ma aveva avvenuto queste torture, queste urla diverse notti? Io l'ho sentito 2 notti prima, l'ho sentito quella sera, la notte dopo, poi non ho più sentito niente. E dove è andato questo reportaggio? Non lo so, perché io non potevo dentro la cella, non potevo sapere, non che dica che ho visto portato perché... Lei l'ha più rivisto questo Non l'ho reportaggio? mai più rivisto. Questo altro il mare? Ecco, bene, credo che ogni commento è inutile. Però io a questo punto voglio un po' spostarci, no? Perché in quella biblioteca c'era, perché adesso è qui tutta questa, però c'è anche una parte dedicata agli albi per i bambini, che è una cosa meravigliosa. Prego. Sì, i libri illustrati, perché poi la Biblioteca Loner ha parecchi libri illustrati e soprattutto questi libri per bambini del fine Ottocento, inizio Novecento, con delle illustrazioni meravigliose, tra l'altro anche di, per esempio, pittori della Secessione viennese hanno collaborato in questi libri, quindi sono veramente dei capolavori. E sono fiabe tradizionali, quelle dei fratelli Grimm, di vari autori, e quello che mette in evidenza, che mi ha detto l'avvocato Loner in particolare, è quanto questi libri, parlo fine Ottocento, inizio Novecento, fossero pieni di storie edificanti che avevano tutti un lieto fine, che naturalmente erano volte a mettere in rilievo le virtù, c'era sempre un percorso, chiamiamolo iniziatico, un viaggio attraverso il quale il protagonista però arrivava a ottenere, ed era sempre qualcosa di positivo. A un certo punto l'armonia, queste sono parole di Loner, l'armonia si rompe in Germania proprio con libri invece di questo tipo. Cioè i libri che furono per bambini, che furono stampati tra il 1936 e il 1940 ed erano
per educare all'odio. L'antisemitismo nazista, qui è una coppia anastatica di libri che invece sono nella biblioteca Lohner, per allevare questi ragazzi, bambini, educandoli all'odio. È terribile leggere queste storie che sono naturalmente tutte sempre illustrate, in cui l'ebreo perfido butta sul lastrico una famiglia, l'avvocato ebreo invece che curare gli interessi del suo cliente lo fa condannare, cioè praticamente ogni nefandezza. E i primi due, per esempio, sono libri che hanno queste illustrazioni in cui l'ebreo è rappresentato con tutti gli stereotipi del caso, quindi il naso adunco, la figura curva, arrivavano a dire che scrivevano che gli ebrei avevano 6 dita dei piedi invece che 5. Cioè, le cose veramente più assurde, per arrivare all'ultimo. Cioè, mi viene in mente una cosa velocissima, poi Sì. la lascio proseguire, che ci sono queste cose che tornano e ti fanno paura. Se adesso uno ha provato a fare delle immagini con l'intelligenza artificiale, io l'ho fatto recentemente per un articolo che dovevo fare sul Michael Geismaier, è venuto un bellissimo dipinto della rivolta dei contadini, però l'intelligenza artificiale non riesce a fare le mani, e le mani hanno 6 dita. Ecco le 6 dita. Viene un brivido, eh? Sì, è sempre Viene un brivido, eh? Però le mani dei personaggi hanno 6 dita, perché se c'è una cosa che l'intelligenza artificiale ancora non riesce a fare, è le mani delle persone. No, ma era un perfetto. riferimento che mi è venuto in mente. Certo, fino all'ultimo, che è quello del 1940, quindi ormai a guerra decisamente iniziata, dove addirittura ci sono solo degli schizzi di, sempre naturalmente, con una chiamata finale, alla fine dell'ultimo di questi libri, c'è addirittura una chiamata finale alla gioventù non tedesca ma europea a liberarsi di questo Untermenschen, chiaramente un non umano. Ecco, Lohner ha messo in evidenza proprio questa rottura dell'armonia anche in questi libri. Ecco, abbiamo parlato dell'Lohner, della passione civile dell'uomo che va a Verona per testimoniare, per dire guardate siamo qua, non vi lasciamo scampo, dovete rispondere, anche se purtroppo sappiamo tutti la storia dell'armadio della vergogna e quindi di questo spaventoso ritardo che c'è stato nel fare, no? Però abbiamo parlato del bibliofilo, abbiamo accennato a un'altra passione, è sempre là, che è quella delle vedute. Ne ha accennato quando si parlò a Bolzano, ho fatto anche alcune mostre, poche, molto meno di quelle che si sarebbero potute e dovute fare, perché è un patrimonio meraviglioso che meriterebbe di essere visto e di gustato. Ecco, io vorrei che voi, attraverso quello che avete scritto in questo libro, ci parlaste dell'etica personale, cioè dell'Lohner che da molti anni riflette sulla realtà dell'uomo e su temi sgradevoli che si affrontano poco e male in questo paese, come quello del fine vita. Sì, guarda, sono 2 cose che ci hanno colpito. Una sul fine vita, sul fatto di poter morire con dignità,
di affrontare la morte come si affronta la vita, come un qualcosa di inevitabile, e di dare dignità anche all'ultimo, dare una possibilità di scelta, perché in situazioni estreme di dolore, di sofferenza, di inutilità dell'accanimento terapeutico, è giusto che il malato abbia la scelta di farla finita. E è un qualcosa che mi fa anche, devo dire, io sono originario di Arezzo, il fatto che la regione Toscana sia stata la prima regione poco tempo fa a dare questa scelta, non so, con tutti i distinguo, con tutti i limiti, è una cosa che mi ha fatto piacere. Non è una scelta, non è una valenza etica che riguarda io faccio quello che voglio. No, io in situazione estrema di dolore insopportabile, quando non ne posso più, ho diritto di chiudere. L'altra è la pandemia. Quando l'imbecillità del negazionismo è qualcosa che attraversa tutti i campi, e quindi naturalmente anche quello sanitario. C'è stata quella terribile pandemia alcuni anni fa, pochi anni fa, e Arnaldo Lohner ha naturalmente fatto un aggancio in questo scritto a qualcosa che era già successo, alle pandemie e anche ai metodi di venire incontro, come il fatto di stare chiusi non è qualcosa, io voglio ingabbiare la libertà, no, io voglio salvaguardare la salute, è una scelta necessaria che bastava leggere quello che è successo Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, Storia della colonna infame, c'era tutto quello che è successo adesso, e quindi lui parte dalla storia e dà delle riflessioni su questa pandemia che ha sicuramente sconvolto la salute. Fra l'altro io poi lavoravo in una provincia che è stata la più colpita d'Italia, Bergamo, ed era ogni giorno che aprivo il giornale c'erano paginate di morti. Sono morti 5 miei collaboratori, 5 su 120. È stata qualcosa davvero di terribile, cui si è fatto fronte con mezzi alle volte anche inadeguati, con delle soluzioni che hanno portato magari anche degli effetti collaterali che possono aver creato dei grossi problemi, però si è fatto il possibile. E questo piccolo trattato, saggio, pandemia, riflessioni di un bibliofilo, ecco, il fatto di agganciare la storia al presente è una delle tante belle abilità di Lohner, non perché non succede niente di nuovo, no, ma perché la storia, quello che è successo, aiuta ad affrontare meglio il presente e il futuro, sempre non dimenticare in tutti i campi. Volevo dire, ad esempio, che mi ha colpito proprio personalmente quando parla del fine vita, delle cure palliative, e lui dice palliativo viene da pallium, da mantello, cioè quindi la cura palliativa è praticamente un aiuto, come mettere un mantello sulle spalle a una persona che ha freddo, che è al gelo. E, ecco, questa è una delle tante cose che Lohner fa, cioè rimanda sempre alla storia, in questo caso all'etimologia della parola, quindi c'è un arricchimento sul piano del pensiero, sul piano etico, uno segue il suo ragionamento anche molto razionale, a volte anche giuridico, perché gli aspetti giuridici poi li affronta. Ma c'è sempre poi questo sguardo verso la storia, verso il passato, ecco, che rende tutto estremamente interessante. Sì, lui da giurista, perché è un avvocato, Arnaldo Lohner soprattutto,
interveniva anche, chiedeva che ci facessero delle riforme legislative per intervenire sul fine vita. Infatti il suo saggio La nuova morte, una malattia curabile, parlava della morte, riflessioni sul vita e vita, sul fine vita, e chiede che ci sia un intervento legislativo, come un intervento legislativo lo chiedeva sul negazionismo dell'Olocausto. In Germania c'è una legge che punisce chi nega l'Olocausto, in Italia c'è sì e no, come sempre in Italia si sono barcamenati. Ecco. Niente, scusate se ogni tanto divago, in realtà, tanto che parlava di Covid e di Arnaldo Lohner, a me è venuta in mente un'immagine, una persona, un altro avvocato di Bolzano profondamente impegnato civilmente, Gianfranco Fedele. Il Covid ce l'ha portato via nei primissimi giorni ed è una perdita terribile, perché era diverso da Arnaldo, però era una grande persona e quella maledetta malattia, come tanti altri, ce li ha portati via. E ne sentiamo la mancanza. Arnaldo, per fortuna, c'è e può ancora entusiasmarsi, e la passione. Ecco, io qui credo che siamo in parecchi ad aver avuto il privilegio di vederlo difendere in Corte d'Assise. Io l'ho avuto e vi assicuro che adesso è brutto di dire di un processo in cui si decide la vita delle persone. Era uno spettacolo. Era la passione messa al servizio di una causa. Poi io ridevo dicendogli che aveva solo imputati dei clienti innocenti, però innocenti o colpevoli che fossero, lui ne difendeva i diritti con una passione incredibile, che è la stessa passione che c'è sempre. Cioè lui è lo stesso, è una costante. Ecco, poi c'è un altro aspetto ancora che io vorrei che voi ci raccontaste, le radici. Qui siamo in una terra un po' strana nella quale Lohner qui aveva le radici in questa terra profonde ed era orgoglioso e fiero della sua nascita, della sua famiglia, della storia della sua famiglia, di cosa avevano fatto i suoi vecchi e di cosa rappresentavano in questa terra. Ogni tanto a noi che siamo figli ormai di immigrati, ecco, era piuttosto difficile dirglielo. E la sua capacità di immedesimarsi con la cultura di questa terra, completa, nella sua realtà italiana, tedesca, ladina anche, era eccezionale da questo punto di vista veramente. Sì, ed è stata anche riconosciuta, direi, perché ha avuto per 2 volte la Croce al Merito del Tirolo. Quindi proprio io ho letto la motivazione con cui gli è stata concessa ben 2 volte, e praticamente è quello che ha detto lei adesso, cioè questo suo amore per questa terra, questa sua unione con questa terra, profonda conoscenza, perché è una terra anche di contraddizioni, di scontro, e soprattutto il fatto che lui, e da qui viene il titolo del nostro libro, cioè il ponte, cioè ha cercato sempre di mediare costruendo un ponte, cioè è un uomo che costruisce ponti e non l'Italia. Ecco. Poi la sua famiglia era originaria della Valle di Cembro. Nel Trentino si erano trasferiti qui nel 1905. Suo padre ha preso un frutteto proprio all'Aives, nel comune di San Giacomo, e lì poi tutta la famiglia è cresciuta e vissuta in Alto Adige. Ma riguardo Lohner nei processi mi è fatto venire in mente una cosa. Maurizio, a parte la partecipazione come avvocato di parte civile al processo Seifert,
ma qui a Bolzano ha battagliato anche per difendere le donne picchiate, soprattutto assassinate anche da parenti, oppure da quel serial killer che c'è stato anche qua, ecco il famoso Bergamo, e nelle sue arringhe diceva cose che anticipavano tanti discorsi, valutazioni in difesa delle donne, perché sempre gli avvocati che difendevano questi assassini insinuavano il dubbio che se l'era cercata. Proprio anche quando si trattava di una ragazza di 16 anni, la figlia di questo disgraziato criminale, se l'era cercata, chiedeva aiuto dalla finestra, se l'era cercata, perché se stava zitta magari non l'ammazzava. Peccato che chiedeva aiuto perché la madre si era presa tante coltellate. Ecco, questa passione quindi riguardava sia le vicende dei grandi criminali storici, sia anche cose che colpiscono il privato delle persone, lo colpiscono ingiustamente. Cioè c'è sempre quella... te sei un bravo giornalista, non sei di quelli che vanno subito a chiedere ma si può perdonare? Proprio la domanda più stupida che ci sia. No, non si può. Ne abbiamo parlato con loro, non si può, cioè non c'è il diritto di perdonare, perché non ne ha il diritto. Uno può perdonare per il male fatto a se stesso, non può mai perdonare per il male fatto ad altri, da altri congiunti, amici, chiunque. Si può perdonare solo per il male fatto a sé. Io non posso arrogarmi il diritto di perdonare per gli altri. Lo dice anche un grande cacciatore di nazisti, Simon Wiesenthal, nel suo Il girasole. Venne chiamato da un SS morente dire: io ho fatto una cosa terribile, ho buttato le bombe incendiarie in un palazzo dove c'erano 60 donne, bambini, sono morti tutti, bruciati, voglio un ebreo a cui chiedere perdono, sto per morire. E lui dice di no, perché dice: io posso perdonare le cose fatte a me, non posso perdonare quelle agli altri. Sarebbe veramente una cosa indegna, ignobile. E questo anche è una cosa che parla dell'etica civile di Lohner, perché il giusto processo che condanna il colpevole, si parla sempre dei colpevoli, ci si dimentica spesso delle vittime, niente compensa il male che è fatto a un proprio familiare, niente, però che sia almeno fatta giustizia è qualcosa che ai familiari feriti da queste morti terribili, irreparabili, cioè non pulirli vorrebbe aggiungere un'altra punizione. Infatti non a caso nell'alto ambito del negazionismo Lohner li chiama gli assassini della memoria, vuol dire uccidere 2 volte. E quindi a fare sconti a un criminale come a un omicida vuol dire ammazzare 2 volte. Bene, io adesso, siccome abbiamo la fortuna di avere una sala gremita anche di persone che hanno avuto un ruolo in tutte queste storie, io penso all'avvocato Salghetti che decide di prendere l'onere e di costituire il comune parte civile. Non era mica una scelta obbligata, signori. Poteva dire: ma noi non c'entriamo più niente. No, andiamo là. E neanche facile, perché è una terra dove determinate cose, insomma. Adesso non è né il posto né il momento di ricordare il Nachtumnebel che cala a Bolzano sulla storia del campo di concentramento per 30 anni, 40 anni, per cui c'era uno dei superstiti che viene qua a cercare il posto, un figlio, dove i suoi genitori si erano conosciuti, poi si erano sposati dopo la guerra, e lui voleva vedere. E quando va in Via Resia gli dico: no, campo di concentramento, niente. Abbiamo una capacità di mettere degli schermi mentali non indifferenti. Vabbè, ma non sto rinunciando. Ecco, io vorrei, se qualcuno qui in sala ha delle curiosità, ha vuole dire qualcosa, siamo qui a raccontare una storia, che è la storia di un uomo, ma anche la storia di una città, di una provincia,
di un secolo, perché insomma da quando il giovane Lohner comincia a praticare l'arte forense, insomma ne è passato di tempo. E io lo dico, ho sempre pensato che se fossi finito in qualche pasticcio grosso, c'era un altro avvocato bolzano al quale sarei andato a farmi difendere. Non posso dire, mia moglie faceva l'avvocato, lei si offende, ma non si offende, lo sa. Perché se avessi avuto dei pasticci veramente grossi sarei andato da Arnaldo Lohner. Mia moglie non si arrabbia, credetemi. C'è qualcuno di voi che ha voglia di dirci qualcosa, di raccontarci? L'autore della prefazione. No, se c'è, per l'amor di Dio non voglio... No. Eccolo là. Un applauso. Vi va bene, eh? Vi va bene. E Bepi Pellegrino. E come vedete dal passo le gambe stanno ormai cedendo all'età, quindi io ho conosciuto Arnaldo nel 1965, quindi sono 60 anni da quell'incontro stupendo che facemmo sulle rocce del campanile basso di Brenta. Lui stava percorrendo la via delle Bocchette e ci siamo incontrati là e da allora non ci siamo più lasciati. Ho capito subito che era un personaggio che faceva per me, che aveva una sterminata biblioteca, intanto perché io mi stavo avvicinando ai miei primi anni di editoria, quindi capivo che avrei trovato pane per i miei denti, ma io ho continuato a frequentarlo qui a Bolzano. Voglio ricordare anche che quel bellissimo volume che abbiamo fatto all'inizio del 2000 sulle vedute, le vedute delle Dolomiti, lo abbiamo fatto in collaborazione, lo abbiamo firmato assieme e assieme anche al direttore del museo Demetz, dottor Demetz, quindi lui è sempre stato molto generoso con me, insomma, e quindi continua ad esserlo, non mi nega mai la sua collaborazione. Io sono veramente felice di quello straordinario incontro che abbiamo fatto su una delle più belle montagne delle nostre Dolomiti. Grazie. Okay. Anche Bepi Pellegrinon ha una bellissima biblioteca, anche un po' inquietante, perché se uno va in casa sua, entra in camera, c'è una biblioteca altissima che per me sarebbe impossibile dormirci con l'incubo che mi cade tutto addosso. Allora, io sono un outsider, nel senso che veniamo dalla provincia di Treviso. Ringrazio Valentina che rappresenta la famiglia e ci piaceva condividere con voi il fatto che anche noi abbiamo beneficiato della generosità di Arnaldo Lohner, perché abbiamo un museo, Tipoteca Italiana, in provincia di Treviso, dove abbiamo raccolto caratteri, libri ovviamente, e con Arnaldo si è instaurato soprattutto tramite Bepi, che è stato un po' l'anello di congiunzione, un legame affettuoso di amicizia, e al punto che Arnaldo, oltre ad averci anche permesso di fare una visita con i suoi libri bellissimi, i suoi libri del Novecento straordinari, ha anche voluto regalare a Tipoteca un fondo di fogli sciolti, di preziosi volumi, cioè di fogli che provengono dalla sua collezione, perché da bravo collezionista non si faceva scappare nulla, quindi è riuscito a raccogliere dei fogli anche di incunaboli, poi del 400, del 500, insomma, e ha voluto con generosità, e proprio nel nostro museo abbiamo proprio un fondo Arnaldo Lohner che ci onora di avere, e chiaramente al di sopra di tutto è in margine a quella foto dell'incontro di Bepi e di Arnaldo ai piedi del campanile, che peccato che non si veda grande sullo schermo. Io devo dire che una delle prime volte che sono entrato in casa di Arnaldo, nella biblioteca, gliel'ho rubata col telefonino, perché mi piaceva vedere proprio questi due giovanotti. Bepi è un vichingo e Arnaldo vagamente il sosia di Gianni Boncompagni, cioè mi ha sempre fatto questa impressione. Grazie.
Benissimo. Ecco, se ci sono altri... dottore. Allora, non tutti i clienti di Arnaldo Lohner erano innocenti. Allora, no, io ho fatto per 16 anni il pretore a Bressanone e poi per 18 anni Corte d'Appello, e quindi ho avuto frequenti incontri con Arnaldo. E la cosa che ho apprezzato di più in tutte le sue difese era la grandissima umanità. Qualsiasi cosa succedesse, lui riusciva a gestire la difesa con impegno, con entusiasmo, ma con grandissima umanità. E ho avuto la fortuna di conoscere anche il suo amico Bartolomeo Costantini, il quale è stato l'artefice, l'impegno del processo Seifert è stato costruito da Costantini andando a girare per tutti i masi dell'Alto Adige a cercare ancora i protagonisti, a raccogliere testimonianze a futura memoria, perché erano così anziani che non avrebbero potuto più... Poi vi spiego che non avrebbero potuto, non era sicuro che vivessero fino alla data del processo e che potessero andare a Verona a testimoniare, e quindi è stato un impegno veramente grandissimo. Questa foto l'abbiamo fatta noi. Questa foto è stata fatta nella sede di Bressanone dell'Università di Padova. Quando io, nella mia qualità dopo essere andato in pensione, di presidente dell'Associazione Amici dell'Università di Padova, più volte ho organizzato degli incontri con tutte le scuole italiane e tedesche, gli studenti della maturità, per far loro conoscere, cioè per aiutarli o comunque in vista della scelta universitaria. E quindi, per far conoscere l'Università di Padova a Bressanone, portavo queste iniziative. Proprio in quell'occasione ho invitato tutti e due il collega Costantini, che ha concluso la sua carriera nella magistratura ordinaria come sostituto procuratore generale a Trento, e Arnaldo, e ci hanno parlato del processo Seifert e in particolare di Egidio Meneghetti, che è stato poi rettore dell'Università di Padova e che ha passato nel lager di Bolzano il periodo da fine dicembre del 1944 fino alla fine della guerra. È stato un successo per avvicinare i ragazzi a questa realtà, e poi l'abbiamo invitato anche a tenere una conferenza sul fine vita, che pure è stata molto apprezzata a Bressanone. Grazie dell'attenzione. Sono quasi sicuro che se Arnaldo fosse qui stasera invece che a casa, a questo punto sì, tutto bello, però guarda questo catalogo che mi hanno mandato. Guarda che meraviglia, perché naturalmente i mercanti di libri, il loro mestiere, lo allettava, dice guarda, questi li prendo. E dice, mi dicono, cosa potrai? Ancora? Sì, ancora, sempre. Ecco, questo è... Altro? Altri? Limon. C'è un altro microfono, guarda. Buonasera a tutti, sono un allievo del professor Lohner. Lui era uno studente all'Università a Padova e aveva preso una supplenza. Io facevo l'avviamento industriale all'ITI, ex ITI. Ecco, lui ha preso questa supplenza e lì l'ho conosciuto.
Però poi l'ho conosciuto anche durante l'estate, perché mia sorella aiutava un signore che aveva una campagna. Questa campagna era adiacente alla proprietà del papà di Lohner e il fratello Arturo che coltivava questa campagna, e quindi c'è stato un rapporto anche di amicizia durante questo periodo qua. Poi tanti anni sono passati, l'ultimo incontro che ho avuto è stato è venuto alla sede UPA di Lives a tenere una valida conferenza, e lì è stato veramente piacevole ritrovarsi dopo tanti anni. Bene, allora io direi che se possiamo avviarci, se voi non, io non vorrei aver tolto ai due. Sì, come no? E chissà quante persone ho dimenticato, ma ho visto Sandro Berra e vorrei ringraziare Sandro Berra e Silvio Antiga della Tipoteca, che è vero, mio papà ha donato questo fondo, ma loro hanno pubblicato dei bellissimi libri per lui e vorrei ringraziarli, oltre a Beppi Pellegrino naturalmente. Grazie. Va bene, se non ci sono altri interventi, direi che possiamo chiudere o no? Io non vorrei tarpare le ali alla discussione o altre cose, ma direi che abbiamo illuminato un po' quasi tutti gli aspetti di questa personalità e il suo amore, la sua passione per questa città. Visto che ci sente, ma guarda, Ettore, non vuoi dire niente? Sì che vuoi, vero? Non ti avevo visto, scusa. Chiedo venia. Ecco, questo, vabbè, scemo io, non lo dico a voi due. Prendo parte anch'io Frangipane. a questa evocazione funebre. Ettore, non fare così. Ettore, per piacere, fammi una cortesia. Vi parla, sono Ettore Frangipane, figlio della Lupa, Balilla. Ho giurato fedeltà al Duce, come si conveniva a tutti i ragazzini di quegli anni. Parlo della fine degli anni 30 e dell'inizio degli anni 40. Fedelissimo, cantavo le canzoni, suonavo il tamburo passando per le vie della città, aprivo la marcia perché sapevo marciare molto bene. Questo ero io. Lavaggio del cervello, naturalmente, da parte del fascio, che mi aveva dotato di una camicia e di pantaloncini scomodissimi che mi pizzicavano le cosce, questo me lo ricordo. Poi quando ci trattava di mettermi le bande bianche a X sul petto, da figlio della Lupa, in casa mia era una tragedia. In casa mia ho conosciuto il primo antifascista, ma l'ho conosciuto in quegli anni e non ho capito di lui una cosa, era mio padre. Noi scrivevamo nei nostri diari, nei nostri compitini, la data. La data era, supponiamo, il 1 di maggio del 1939 o 40, 10°, 11°, 20°, 19° E.F., che per me significava Ettore Frangipane. Invece era fascista. E sentì mio padre una volta dire: si chiede Gesù Cristo, si crede Gesù Cristo questo qua. E io restai perplesso, chi era questo qua? Non avrà mica parlato male, non ce l'aveva mica forse col mio papà, col mio Duce volevo dire, che era il mio padre e la mia madre.
perché noi eravamo tutti figli della lupa e la lupa era la lupa romana e noi eravamo figli della lupa che era rappresentata da Mussolini, naturalmente. Ecco, questa è la mia partenza, non vado avanti. Dico solo una cosa, sono stato compagno di Arnaldo a scuola, abbiamo fatto il liceo insieme, quarta ginnasio, quinta ginnasio, prima, seconda, terza liceo, alle volte anche in banco insieme. Siamo in 4 sopravvissuti di quella classe, tutti gli altri sono morti e mi spiace. Mi è piaciuto molto sentir parlare con affetto di Arnaldo. Io gli voglio molto bene. Lui tutte le volte che ci sentiamo, magari al telefono, dice: la volta prossima ci vediamo fuori a cena, andiamo a cena. C'è una cena che non abbiamo onorato ormai da decenni, dico veramente decenni. Gli voglio bene, mi spiace. Mi è piaciuto sentire tante persone che gli vogliono bene, ma mi spiace quel tono funebre, da evocazione funebre, come ho detto prima, che ho assunto inavvertitamente anche io adesso. Ecco, un applauso ad Arnaldo. Bene, bene, bene. Allora, ma io direi che per chiudere, uscendo, vediamo qualcosa. Vediamo la sentenza del processo Seifert e con quella chiudiamo la nostra serata. Sì, erano 18 i capi di imputazione, gli omicidi imputati a Seifert, e Lohner e Costantini riuscirono a dimostrarne 11. Fu condannato per 11 assassini, gli altri non fu possibile perché per un fatto molto semplice, perché gli omicidi furono dimostrati, ma era impossibile risalire al nome di queste povere persone ammazzate. Ma non parte però. Il nome del popolo italiano, il Tribunale Militare di Verona, all'udienza del 24 maggio 2000 ha pronunziato la seguente sentenza nei confronti di Seifert Michael, imputato come in atti. Visti gli articoli di legge, dichiara Seifert Michael contumace, colpevole del reato continuato ed aggravato ascrittogli limitatamente ai fatti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 del capo di imputazione e lo condanna alla pena dell'ergastolo, spese e conseguenze di legge. Eccoci. Bene signori.